Il fascino della città della Rocca, l'enogastronomia del territorio e l'eccellenza di 26 cantine sono i tre protagonisti dell'ottava edizione di Calici sotto le stelle, l'evento ideato dal Movimento Turismo del Vino e organizzato da Strada del Vino. Colli Ugani torna ad essere itinerante e cambia location. Quest'anno si svolgerà a Monselice dal 31 luglio al 2 agosto. Siamo sicuri che quest'anno sarà veramente un successo perché si unirà l'aspetto culturale e storico di Monselice con l'aspetto enogastronomico, quindi la degustazione del vino, dei prodotti tipici dei colli che sono un'eccellenza. L'evento unisce anche cultura e spettacolo, quest'anno con la partecipazione del gruppo Astrofili di Padova per le osservazioni astronomiche, la visita al Museo San Paolo e la Torre Civica. Anche le modalità di degustazione hanno una novità. L'ingresso è libero e avremo delle postazioni cassa dove il turista può acquistare un ticket che gli permette di avere la tasca e il bicchiere e 11 token da poi utilizzare sia ai banchi di degustazione del cibo che a quelli del vino. Questi token non consumati durante le 3 serate potranno essere conservati e una cosa molto bella che abbiamo fatto con le cantine, potranno essere poi utilizzati direttamente nelle cantine fino a dicembre. Un modo per proseguire l'esperienza enoculinaria anche visitando poi i luoghi di produzione e rilanciare così il concetto di destinazione. Attorno al pilastro dell'enogastronomia e quindi del buon vino e del buon cibo euganeo c'è l'opportunità per il turista di passaggio, anche quello che magari risiede nel comparto termale, di scoprire il territorio, scoprirlo dal punto di vista architettonico. Siamo a Monselice, una delle città murate più belle del Veneto, ma in realtà siamo anche a 2 passi da tutta la rete sentieristica e anche dall'anello ciclabile dei Colli Euganei. Quindi sicuramente un evento che dura un weekend, ma che ha l'opportunità anche di fungere da invito naturale a ritornare sulla nostra destinazione. Un evento tra i più longevi per la provincia di Padova e che fa scoprire produttori e luoghi. Ma il valore aggiunto è che questa proposta di Calici sotto le stelle non promuove solo il vino, ma promuove l'eccellenza città, ed è per questo motivo, in questo caso la città di Monselice, ed è per questo motivo che la provincia sente in modo forte la presentazione di questo evento.